Si prevede tra il 5 e il 12% la caduta del PIL dell'Eurozona nel 2020, a stimarlo è la Banca Centrale Europea. Per la BCE incideranno in modo decisivo la durata delle misure di contenimento e il buon esito delle politiche di attenuazione delle conseguenze economiche per imprese e lavoratori. Il programma di acquisto per l'emergenza pandemica continuerà in maniera flessibile nel corso del tempo e la Banca Centrale si dice anche pronta a incrementarlo se sarà necessario. A marzo 2020 in netto calo l'export italiano. L'Istat stima una riduzione su base mensile del 16,8%. La forte contrazione è dovuta al deciso calo delle vendite sia verso i mercati extra UE sia verso l'area UE. Nel primo trimestre 2020 si è registrata una diminuzione del 4,1% per le esportazioni e del 5,1% per le importazioni. A marzo 2020 la flessione su base annua dell'export è stata del 13,5%, mentre le importazioni diminuiscono drasticamente del 18,1%. Continuano a salire le domande inviate dalle banche al fondo di garanzia nell'ambito delle misure per l'emergenza coronavirus. Secondo quanto rende noto l'ABI, al 13 maggio le domande sono più di 191.000, con 9 miliardi e 300 milioni di finanziamenti richiesti. Quelle fino a 25.000 euro sono 165.000 per quasi 3 miliardi e mezzo di finanziamenti richiesti. L'ABI ritiene che la crescita delle domande è destinata a proseguire. I primi 3 mesi dell'anno di Banca Generali hanno registrato un utile netto di 79,1 milioni, in crescita del 19% rispetto all'esercizio precedente. Si tratta della miglior partenza d'esercizio dal 2015 e la seconda migliore di sempre nella storia della banca. Il risultato ha beneficiato del positivo andamento dei mercati finanziari a gennaio e febbraio, mentre nelle settimane successive ha risentito del repentino cambiamento delle condizioni economiche e volatilità dei mercati.